convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salottoli 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. In attesa del momento in cui ci ascolterai, ovvero sia Radio Libertà, oltre la pagina, in simultanea con noi quando sono scocchiate le 13:15. Noi, vale a dire Sveva e il mio alter ego Cicce Barbù, siamo entrambi sospesi a 130 rullo di tamburi, adesso 137,7 metri sopra il livello del mare. La commissione interna ha stabilito che la temperatura sia assestata ai 24,2 gradi centigradi sopra lo zero. E tra poco vi dico il resto per quanto riguarda i dati, però prima assolutamente un abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Adriana Angela e alla signora Clotilde, perché loro ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà, sappiatelo, campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Voglio ricordarvi come sempre, io ve li ricordo per chi li sa, questo ricordo è un invito a condividere, ad aumentare il popolo di ascoltatori di questa storica radio, storica perché prima per tanti anni siamo stati Radio Padania. Questa gliela dico a Sveva non lo sa, l'avevamo messo anche in una mia trasmissione, non una mia trasmissione, in un jingle l'aveva messo Vincent. Sai chi ci ascoltava anche? Non indovinerai mai. E lo ha messo in pubblico. Non dico niente. Ha il cognome che inizia per G. È ancora vivo. Guccini. In un'intervista, credo, con quel personaggetto francamente improponibile, secondo me almeno, quello che conduce una trasmissione che ha anche degli spunti brillanti, in realtà è lui che francamente non capisco come possa, lo faccio io, quindi lo possono fare tutti, questo mestieraccio. In un'intervista a Zorro Diego Bianchi confessò che lui ascoltavo Radio Padania, sì, mi piaceva ascoltare Radio Padania. Era bello, divertente. Insomma, poi da quando abbiamo smesso di chiamarci Radio Padania, Guccini non ci ascolta più. Oibò, peccato. Comunque, professor, dottor, io devo dire una cosa, devo fare anche... Allora, visto che Giovanotti ha detto che era più bello Gloria della locomotiva, io per dispetto, visto che a casa non avevo nessun disco suo, perché non è tra i miei preferiti, ho preso un doppio di Guccini. Tra l'altro il CD2 è rotto, eBay non me lo rimborsa perché me ne sono accorto un mese dopo, maledizione, oggi ho veramente il disco di traverso. E mi sono messo a ascoltarlo, cioè giù il cappello. Questo è un poeta, non è il mio genere, io sono più gozzaniano, sono più Paolo Conte, ma è un gigante, ha scritto testi, La città piccola bambina, eccetera, insomma, ha scritto veramente poesia allo stato puro. E l'idea, ne parlavo ieri con Donna Rosalia, l'idea che io possa essere stato ascoltato da Guccini, Francesco,
Mi scusi, mi scusi e mi perdoni e abbia comprensione. Mi scusi, mi perdoni e abbia comprensione. Mi scuso, mi scuso, mi scuso. Comunque è un gigante. C'era una querela anche culturale qui, intellettuale oserei dire, con Marco Pinti, un antico storico conduttore. Lui era assolutamente un sostenitore di Francesco Guccini, senza se, senza ma. Io dicevo sì, ma è un po' noioso, bla bla, cioè, glielo contestavo un po' per il gusto di contestarglielo, un po' perché appunto ritengo... A proposito, mi raccomando, Drin 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 Drin, mi raccomando, è una storia vera. Dicevo, per gusto anche di polemica, ma un po' noioso. Devo dire che ascoltando con attenzione, ripeto quello che non dicevo qualche anno fa, testi di una poetica e di poesia pura, musicalmente forse non è proprio un musicista, non è la sua forza, come per esempio lo è sicuramente per Paolo Conte. Digressione. Se avete la vostra opinione su questa tematica, linee aperte per qualsiasi cosa. 02 92 94 7222. E c'è anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. Quindi chiunque voglia esprimersi lo può fare. Intanto stavo terminando i convenevoli formulaici e voglio ricordarvi che un supporto per seguirci e ascoltarci, gli altri supporti sono la radio DAB, poi abbiamo il Twitch, i social di ultima generazione, abbiamo il sito radiolibertà.net, abbiamo l'applicazione iOS e Android, mi raccomando, vi permette di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con il vostro cellulare. Poi abbiamo anche Dring 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 Dring, ma è un'altra storia, ma quella è un'altra storia. Abbiamo il sito Facebook, il profilo Facebook che vi permette di seguirci, di orientarvi attraverso la nostra programmazione, e lì trovate ogni notte che il cielo manda in terra la sinossi delle interviste che poi ascolterete inoltre la pagina, perché questo è che giorno è. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi voglio ricordarvi che esternamente la temperatura è a 12,9 gradi centigradi sopra lo zero, 63% l'umidità, 1019,5 in millibar la pressione. Direi che di quel che c'è non manca nulla. Vi anticipo, allora vi introduco le tematiche che seguiremo e seguirete oltre la pagina. Una tematica che riporta la Lega alle origini, secondo me. La rottamazione 5, la rottamazione delle cartelle. Ne parleremo con il presidente della sesta commissione a Palazzo Madama al Senato, commissione Finanze e Tesoro, perché la Lega sta portando avanti questo principio. Perché parlo di Lega delle origini? Perché questo principio va a rivisitare quel rapporto tra Stato e cittadino, il contratto sociale lo chiamavano negli anni 90, quando federalismo significava sussidiarietà, financo secessione, che era l'iperbole, significava rivisitare, riscrivere il rapporto che in Italia esiste tra Stato e cittadino. Già per i liberali lo Stato è il leviatano che schiaccia, che opprime l'individuo. In Italia, infatti, nelle sezioni della Lega spesso si parlava degli italiani come sudditi, no? Perché questo Stato ti imponeva questo tipo di rapporto. Ecco, qui con la rottamazione delle cartelle si comincia a cambiare, si comincia per esempio a dire allo Stato che se un cittadino non ha fatto in tempo a pagare le tasse perché ha avuto problemi, non è un delinquente da perseguire,
gli si deve dare una seconda, una terza possibilità, gli si deve fare in modo che non diventi un brigante, che non venga additato come un brigante o come un farabutto. Tra l'altro, noi l'avevamo già anticipato a dicembre, e ho visto che Giorgia Meloni ne ha parlato l'altra settimana. La leggenda di un governo amico degli evasori fiscali è smentita dai numeri, perché nel 2024, forse allora era gennaio, comunque o era anticipato a dicembre questo dato, sono stati raccolti dall'evasione fiscale 33,4 miliardi, una somma mai raggiunta prima, 8 miliardi in più rispetto al 2022, quando al governo c'erano i 5 Stelle, c'era anche la Lega, per carità, c'era Draghi, c'era il PD, e quindi chi è che lotta contro l'evasione fiscale? Perché l'evasione fiscale non è che vada bene, ma non va nemmeno bene far diventare il cittadino un suddito, perché le tasse in Italia sono delle vere e proprie gabelle, e se non le paghi ti mettono all'agonia. Invece le cose si stanno cambiando, sta cambiando il rapporto, e questo secondo me è un segno molto, molto importante, e ne parleremo con Massimo Garavaglia alle 14.05 in qui Parlamento. Alle 14.35 invece torna, come sempre, è la rubrica che chiude la settimana di Oltre la pagina, vale a dire Parola di scrittore. Direi che parleremo di un libro, tanto Parola di scrittore è la rubrica che si avvale della imprescindibile collaborazione di Ardèche Comunicazione, l'agenzia di Patrizia Gallini, e oggi parleremo di un libro che si intitola Il movimento del volo, Vallecchi editore, 18 euro, 288 pagine. È un libro ambientato tra Firenze e il Friuli, e che copre tutto il XX secolo fino agli albori del XXI, fino al 2003, del 1917, da Caporetto praticamente. È un libro molto interessante, è un romanzo che narra la vita di 4 donne, donne protagoniste, donne volitive, donne furlane anche, donne che attraversano la storia con le loro storie, e è anche un romanzo interessante perché gli uomini, cioè non è un romanzo contro il patriarcato, non ho fatto in tempo a leggerlo, non c'entra niente, ma gli uomini rimangono sullo sfondo. A me piace molto questa prospettiva, quando tu proponi la prospettiva femminile, non la prospettiva contro il patriarcato tossico, che c'è anche, per carità, ma non è preminentemente restato. Io non c'entro nulla col patriarcato tossico, quindi a me cosa venite a raccontare? Interessa capire invece la prospettiva di una donna, no? La prospettiva femminile, che necessariamente sarà diversa da quella maschile. E in questo romanzo si vede, ci sono delle pagine secondo me notevoli, poi ne parliamo con l'autrice, poi stavo dimenticando, da Tricesimo, Antonella Sbuelz, che è anche stata per tanti anni docente, insegnante, ha scritto tanti romanzi, ha vinto anche premi importanti, il premio Biblioteche Roma per esempio, anche perché sì, il premio Biblioteche Roma lo cito perché questo romanzo era stato pubblicato per la prima volta nel 2007. Adesso, a distanza di 18 anni, viene ripubblicato con ampi stralci riscritti, perché è cambiata anche la prospettiva, è cambiata l'esperienza di Antonella, della scrittrice, e quindi è cambiato anche il contesto in cui questo libro viene proposto ai lettori. E quindi direi un libro che io ho letto, sarebbe sbagliato, poi lo chiedo a Antonella, secondo me è sbagliato indicarlo come un libro per le donne, perché secondo me è un libro per chi ama le buone letture, prima di tutto. È un libro per chi ama leggere. Se poi amate le buone letture, meglio ancora. Allora, 13:29, vediamo se no, non ci sono
non ci sono messaggi. E allora, l'apertura dell'ANSA, Meloni, 3 miliardi a famiglie e imprese contro il caro bollette. La Premier, aiuto da 500 euro per chi ha il bonus sociale per i redditi fino a 25.000 di ISEE, un sostegno da circa 200 euro. Riduzione del 20% per le imprese. Giorgetti, dovremmo aggiornare le previsioni del PIL 2025-26. Situazione di grande incertezza. Ok, anche al DDL sul nucleare. Questo ve l'avevo anticipato. Il Consiglio dei Ministri ha iniziato l'iter per ritornare al nucleare in Italia. Ritornare perché l'Italia era la seconda, forse seconda negli anni 60 produttrice di energia nucleare al mondo. Poi sapete, il mondo è cambiato e quindi è andata così. Allora, siamo arrivati alla prima pausa, quindi drain, pausa. Arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda del nostro paese, del nostro paese, del nostro paese. Oh Caterina, metti il sito vestito e spos. Oh Caterina, metti il sito vestito e spos. Che il capobanda, che il capobanda, che il capobanda, che il gai barbis, che bei barbis, che bei barbis. Oh Caterina, il capobanda del Toluis. Oh Caterina, il capobanda del Toluis. Guarda tu san che bei bagai, guarda tu san che bei suonai, e col tamburi scima in spal, guarda il Luis e il parungal. Le sì, le proprie lune, il tamburo principale della banda da fuori, che il comanda 550 pifferi, o tu san batte i man, che il tamburo le scia, che risolti anche agli occhi che fanno qua. A vedere che tu sanet che diventano timide, il confonte il rigoletto con la semiramide, bella figlia dell'amor, schiavo sono dei pezzi tuoi. Passa la banda, passa la banda, passa la banda e la va cantù, la va cantù, la va cantù. Oh Caterina, il tuo Luis se ne va avanti più. Oh Caterina, il tuo Luis se ne va avanti più. Forza Luigi, forza Luigi, forza Luigi, che c'ha il tramvai, che c'ha il tramvai, che c'ha il tramvai. Oh Caterina, Luca, un pedete in dirutai. Oh Caterina, Luca, un pedete in dirutai. Fermate il tram, spostate il tram, veglie giù tu ciò che canca, e lui le l'accompagna d'un sur, che il che da dentro il suo tambur. Le sì, le proprie lune, il tamburo principale della banda da fuori, che il comanda 550 pifferi, o tu san batte i man, che il tamburo le scia, che risolti anche agli occhi che fan qua. Al vedel che i tusanet che diventano timide, il confonde il rigoletto con la semiramide, bella figlia dell'amor, schiavo son dei pezzi tuoi. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Propri genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 10° giorno di ventoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì Venars, 28 di febbraio, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Ci sono poi i rilevamenti demoscopici e soprattutto c'è la musica per voi. Avete sentito Nani Svampa? Avete sentito i pifferi della banda Affori, i tamburi della banda Affori, 100 pifferi, eccetera. Quindi qua in casa, un grandissimo, grandissimo autore. L'ultima canzone non faremo in tempo a sentirla, è un po' gronda e dimostra con grande dispetto, immagino, dei lombardi che non amano i francesi, però ricordo i lombardi che sono stati gli spagnuoli e gli austriaci a massacrare. C'è un'affinità culturale tra soprattutto il nord, ovviamente tutto il nord, e i francesi, per esempio nella gestione della materia organica. E c'è una canzone, l'ultima canzone che ti ho messo, che ha un titolo anche esplicito, quindi stiamo parlando di argomenti scatologici, lo scatos. E viene affrontato, bisogna avere disinvoltura per affrontare, bisogna anche avere un po' di volgarità. E se per esempio pensate ai francesi, anche se non li amate, ma se pensate anche come questi argomenti scatologici ricorrano frequentemente nel linguaggio di noi del nord, quelli che un tempo chiamavano i padani, no? Usiamo terminologie molto prossime a parole scatologiche, come i francesi, che di fatti intanto loro dicono sempre: ti casca il caffè, rovesci il caffè, ti incia merde. E poi soprattutto per loro merde è un momento grande della loro storia. Cambron, merde, no? Rispose. E quindi anche in Padania, in terra padana, abbiamo questo tipo. E ci sono ci sono diverse canzoni proprio milanesi che riportano. Non vorrei sbagliare, c'è qualcosa anche mi sembra in Mor della Gussona di Delio Tessa. Non vorrei sbagliare, ma ci sono riferimenti di quel tipo. Stiamo parlando di quello che per Pier Vincenzo Mengaldo era uno dei massimi poeti europei del Novecento, non dialettali, europei. Quindi fantastico Delio Tessa. Poi avremo riferimenti andiamo nel Regno Unito, andiamo dai Rolling Stones, perché oggi è il genetriaco di Brian Jones. Pensate, parlavo proprio con un collega mentre preparavo questa scaletta l'altra settimana, ho detto: ma quanto è possibile essere ignoranti? Io sapevo che Brian Jones era uno dei fondatori dei Rolling Stones, ma era lui il genio, era lui il vero genio, era un polistrumentista, e lui che per esempio suona il sitar, lo inserisce in Paintings Black e in altri brani che sono assolutamente geniali della prima produzione dei Rolling Stones. Poi è morto, problemi credo con la droga, eccetera, ma era davvero un grandissimo genio e io voglio rendergli omaggio e onore proponendo delle
canzoni dove lui si distingue, perché in Ruby Tuesday lui suona la chitarra e poi ce ne sono altre. Ho messo in confusione Sveva, me ne scuso pubblicamente, perché lei avevo messo un'indicazione che era per me, però il foglio di riferimento va a lei, io non mi faccio un'altra copia. Lei ha visto il riferimento e cercava con il riferimento, ma il riferimento era per me, per indicare lo strumento che Brian Jones suona in quel determinato brano. Allora, intanto un riferimento televisivo. Oggi esistono le serie, soprattutto insomma, di tante emittenti, di tanti network che hanno successo, se ne parla molto, eccetera. Un tempo era un po' diverso, però sono esistite anche nel passato serie che hanno fatto storie e leggenda della TV. Una di queste è MASH, che era tratto da il film di successo di Altman, di Robert Altman, ma poi ne fu tratta una serie televisiva, Labbra di fuoco, vi ricorderete, con Alan Alda. Ecco, il 28 febbraio 1983 negli Stati Uniti venne trasmesso l'ultimo episodio. Pensate che fu l'episodio più visto della serie. Sapete in quanti lo guardarono? 100 milioni. 100 milioni. Un Super Bowl praticamente. Poi abbiamo Michel de Montaigne, filosofo e politico francese. Una domanda meravigliosa la sua. La domanda dalle domande, sono più importanti le domande che le risposte. Lo scopri. Tu per risolvere la tua vita devi farti la domanda, la domanda difficile, la domanda che non ti, la domanda spietata, quella che non ha. No? Lui ha detto: che cosa so? Ha chiesto: ma che cosa so? Io, Sveva, quando ero molto giovane, ho avuto il momento di lucidità citando Pulp Fiction e mi sono chiesto: ma quella volta forse mi chiamavo ancora Pierluigi, ma adesso Cicci Barbò, Pelle, ma tu cosa sai fare? Mi sono dato la risposta giusta, l'ho rifiutata e mi sono rovinato la vita. Non ho avuto il coraggio, perché era una risposta che crudele, ma era la risposta giusta, che poi a distanza di anni si è rivelata quella giusta, ma sapevo già che era quella giusta, ma non mi piaceva. Vabbè. Un maestro assoluto del fumetto, Milton Caniff. E poi abbiamo un grande attore, io pensavo fosse toscano, invece di Viterbo, quindi non lontano da Frosinone, non lontano da terre che mi sembra grate alla nostra, nel senso affettuoso, non possessivo, Sveva. Perché si diceva, c'era un modo di dire tra i maschi, Sveva, la mia fidanzata, la mia donna, mia moglie. Poi adesso, se c'è una cosa positiva nel pensiero woke, è che su alcune cose ti fermi a riflettere, no? Per esempio, adesso non voglio essere volgare, se per esempio c'è una locuzione, no? Quando tu prendi una fregatura, quando vieni imbrogliato, no? Dici: me lo sono preso in. A me, vi giuro che ormai da tanti anni faccio fatica a dirlo, perché non vorrei che magari qualcuno omosessuale si offendesse, perché potrebbe fraintendermi. E allo stesso modo la mia donna, mia moglie, eccetera. Poi ho riflettuto che non è un mio possessivo, è affettivo, quindi non è che sia mia perché è il mio amore, no? È l'unico amore che ho. Vabbè, bisogna stare attenti su tutti. Mario Andretti, un grande fiumano che scappò da quella che oggi è l'ex Jugoslavia, nella diaspora, e poi andò negli Stati Uniti, emigrò negli Stati Uniti, scappò in Italia, poi andò negli Stati Uniti e vinse il campionato del mondo nel 1978. Una sua frase che rende l'idea di cosa significa, di cosa sono questi personaggi, questi che vanno a 300 all'ora, non sono persone comuni, sono assolutamente. Lui ha detto: se tutto è sotto controllo, vuol dire che stai andando troppo piano. Lo dicevo perché parlavo anche prima con Beppe,
perché c'è una bella intervista che ho letto, credo sul Venerdì, a Giacomo Agostini, e Agostini a 82 anni ha detto in questa intervista, lui continua ad andare in moto, ha detto se ho mal di testa o digerito male, faccio un giro in moto e mi passa tutto. E lui ha detto una bella frase, ha detto in macchina puoi guidare anche mangiando un panino. Perché? Perché la macchina guida lei, invece la moto la guidi tu. E ha detto andare in moto è come danzare. Peccato non avere più l'età. Comunque io cerco di andare comunque a due ruote, sulle due ruote. Però va bene così, insomma, ogni stagione ha le sue prerogative. Io avevo detto, e mi era piaciuta la definizione, che andare in moto era come ascoltare un assolo di Eddie Van Halen. Vabbè. Andiamo avanti. Nanni Svampa, tra l'altro il papà era calabrese, anche se lui è esponente, un grandissimo esponente della musica milanese. Poi abbiamo il monumento. Allora, lui è tutto quello che i friulani vorrebbero essere e non saranno mai, a partire da me. Dino Zoff, il monumento. Cioè, è il friulano per eccellenza, perché lui rappresenta l'ideale che hai in Friuli, ma non Dino Zoff come Dino Zoff, campione di calcio, campionissimo, un grandissimo, ma proprio nel modo di atteggiarsi, poche parole, solo fatti, serietà, autorevolezza anche, eccetera. Dino Zoff è un friulano che ce l'ha fatta. Io sono un friulano che non ce l'ha fatta. In compenso forse ce l'ha fatta la mia metà veneta. Allora, sì, un po' di schizofrenia non fa mai male. Pensate, è nato lo stesso giorno, anche se poi è nato 2 anni più dopo, Sepp Maier, un altro grande portiere di quegli anni della Germania. Era il portiere d'Italia e Germania 4-3 a Messico 70, anche se per l'Italia Zoff era in panchina perché giocava Ricky Albertosi. Comunque Zoff ha detto: la banalità uccide, il silenzio fortifica. Tra l'altro stavo pensando, ecco com'è facile perdere un sacco di tempo, perché poi ti prendono quelle curiosità strane. Pensate che il paese dove Mariano del Friuli è distante, è meno distante del paese in Baviera dove era nato Sennmayer, di quanto non fosse distante da Mariano del Friuli, se non sbaglio, il paese dove era nato Ricky Albertosi. Cioè, per Zoff era più straniero Albertosi di Sepp Maier, ma queste sono associazioni un po' insomma arzigogoli. Un altro gigante, si vede che proprio il 28 febbraio è l'anno, è la data, il giorno dei campionissimi dello sport, perché qui abbiamo Gustav Töni, davvero secondo me ancora più in alto c'è stato Ingmar Stenmark, però Gustav Töni non si tocca. Ha vinto un oro e un argento olimpico, 5 mondiali, 4 volte campione del mondo, insomma, superlativo. E poi nell'83, credo fosse, 82-83, guardavamo tutti, noi maschietti, Flamingo Road, perché c'era Morgan Fairchild, ma c'era anche, per esempio, Lane Bayou, vale a dire Cristina Reins. In realtà Cristina Herrazo, perché era di origini filippine, bellissima, che possiamo vedere anche nei duellanti. Poi lei ha scelto di non recitare più. Poi abbiamo io vorrei anche vorrei che prima o poi, insomma, qualcuno pagasse il conto, perché per anni chi ha discusso, chi ha messo in discussione l'opportunità, l'utilità, il vantaggio per l'Italia dell'euro, veniva messo al bando, una specie di animale ignorante, una creatura inferiore. No, l'euro è come lavorare un giorno in meno, guadagnare un giorno in più,
e l'euro era il dogma, le tavole della legge. Non so da dove venisse, come venisse dal Sinai, non lo so. Pensate che però nel il Nobel 2008, Paul Krugman, di cui oggi ricorre il genetriaco, aveva detto: l'Europa non era pronta alla moneta unica, come invece gli Stati Uniti. Lo ha detto un premio Nobel che l'euro è un fallimento. Se lo dice un premio Nobel, a questo punto parliamone, no? No, niente da farlo. Cosa hanno fatto? Se lo dice qualcuno che non è, è di una parte politica, diciamo, distante, lo attacchi, lo cerchi di svergognarlo, eccetera. Lo dice un premio Nobel, lo ignori, perché queste parole di Krugman sono state ignorate. Credo fosse addirittura un dibattito televisivo, qualcuno ignorantone di sinistra: chi l'ha detto? Chi l'ha detto premio Nobel? No, non è possibile, non è possibile, non è possibile, invece lo è. Un grandissimo attore originario dalla Puglia, John Turturro. Ci sono tantissimi film, il primo che mi è venuto in mente che ho trascritto è Barton Fink, è successo a Hollywood, e direi che per i genetriaci sa suffì. Vediamo un po'. Abbiamo un messaggio, c'è anche: origini del Covid, scandalosi programmi OMS per i bambini. Quindi c'è un video da qua, se clicco, comunque non passa automaticamente, credo. Comunque non è, non c'è neanche tempo. Riprendo questa segnalazione, ringrazio l'ascoltatore che ce l'ha girata e direi che possiamo andare all'intermezzo musicale per poi riprendere con i rilevamenti demoscopici, i sondaggetti.
Allora, il sitter Mick Jones, anzi scusate, Brian Jones, Rolling Stones, dannata, che senza l'apostrofo ha un suono completamente diverso, ha un valore, una valenza completamente diversa. La lingua italiana che suoni ti offre. E suonava il sitar, se non vado errato, in questo brano, polistrumentista. Dicevamo genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, ma adesso rilevamenti demoscopici, vale a dire i sondaggetti, ma anche adesso però, se adesso iniziamo con i dati Istat. Nel mese di dicembre si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali del 2,7. Questo è un dato che era già uscito la scorsa settimana e che adesso viene, diciamo, certificato dall'Istat, in valore del 2,5 in volume, con dinamiche negative sul mercato interno, meno 3 in valore, meno 2,7 in volume in quello estero. Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano a dicembre un aumento congiunturale per l'energia più 2,8, mentre risultano in diminuzione i beni strumentali. Allora chiudiamo la condivisione, anche perché sono cattive notizie, non buone comunque. Beh, sono dati, insomma, sono notizie e noi cerchiamo di darveli sempre in modo puntuale ed esaustivo. Fiducia dei consumatori nelle imprese: a febbraio 2025 si stima un aumento del clima di fiducia dei consumatori da 98,2 a 98,8, mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese scende da 95,7 a 94,8. Tra i consumatori si evidenzia un miglioramento delle opinioni sulla situazione personale corrente e futura, mentre peggiorano le valutazioni sulla situazione economica generale. Il clima personale aumenta da 97,1 a 98,3, quello corrente sale dal 99,8 a 100,5 e il clima futuro passa da 96,1 a 96,6. Invece il clima economico diminuisce da 101,3 a 100,2. Togliamo la condivisione e andiamo con il sondaggetto vero e proprio, rilevamento demoscopico effettuato da XE SRL, committente XE, acquirente ISE, quindi, però non si dice autoprodotto in questo caso. Abbiamo per i partiti, dunque, Fratelli d'Italia 30,4, PD 21,9, 5 Stelle 12,3, Forza Italia 8,6, Lega 8,2, Alleanza Verdi Sinistra 7,6 e poi Azione Calenda 3,3 e Renzi Italia Viva 1,9. Fiducia nell'Unione Europea, e qui è un dato che da anni, perché io questo dato lo davo anche quando ho cominciato a seguire puntualmente la scelta che i professionisti dei sondaggi mi hanno detto essere la migliore, cioè darli tutti quelli che vengono reperiti. Perché poi questo serve per individuare un trend. E la sfiducia nei confronti dell'Europa non è una novità, è da molti anni, e lo si vede anche poi nella percentuale di votanti. Quando si va alle elezioni, l'ultima europea hanno segnato il dato più negativo della storia delle elezioni. Allora, 45% ha fiducia, molta, abbastanza fiducia, 45%, mentre il 56% era addirittura anche oltre il 60%, no? va e viene un po', comunque c'è una differenza, diciamo, piuttosto sensibile. Il 56%, voglio dire, non ha fiducia. Fiducia in Mattarella, 41%, dunque 74% molta, abbastanza fiducia, 27% poca, nessuna fiducia. Fiducia nel governo Meloni, molta, abbastanza fiducia, 42%, 58% invece poca, nessuna fiducia. Fiducia nelle politiche di opposizione, 22% molta, abbastanza fiducia, poca, nessuna fiducia nell'opposizione, il 78%.
quanta fiducia ha nei seguenti personaggi politici? Abbiamo Draghi 56, Meloni 44, Draghi politico sì, è stato Presidente del Consiglio, Tajani 40, Schlein 28, Conte 28, Salvini 24, e direi che questo è l'ultimo dato che vi viene offerto questa settimana dai rilevamenti demoscopici. Vediamo l'apertura del Corriere.it, via libera al decreto bollette, 3 miliardi per gli sconti a famiglie e imprese, favorito il confronto tra offerte. Hackman e la moglie morti da tempo, la mummificazione e le pillole, cosa sappiamo? L'Italia alzerà la spesa per la NATO, Starmer a Trump, la pace eviti il ritorno di Putin, Farage remide della politica inglese, così il leader populista trasforma in oro tutto quello che tocca. BR a processo 50 anni dopo chi era Mara Cagol, la domenica ammessa la svolta e l'ultima lettera. Papà, non sono incosciente. E allora sono le 14 e sentite un po', drin, 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 cioè è il momento di fermarci, ma riprenderemo tra poco e parleremo della rottamazione delle cartelle, cioè direi è forse uno dei temi più leghisti che esista sulla faccia della terra, con Massimo Garavaglia. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A febbraio... Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna. Piccolo Darcy, che si dice? Per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Nicola, hanno rapito un'altra giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Calipari, dirigo l'ufficio ricerca del Sismi. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu? Sì! Un'intensa performance. La riporti a casa, vero? La riporti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci sempre in simultanea, adesso inizia proprio Oltre la pagina, grazie a Sveva, e parleremo, vi ho detto, di un tema che è intrinseco, fa parte, insomma, è storico per la Lega, la rottamazione delle cartelle. Lo facciamo tra pochissimi istanti con il senatore Massimo Garavaglia, che è presidente della sesta commissione, la commissione Finanza e Tesoro a Palazzo Madama. Quindi vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con lui e parliamo proprio della rottamazione 5. Appena è tutto pronto facciamo partire la sigla e quindi andremo a parlare di questo importante argomento. Allora, sigla se c'è. No, la sigla c'è, vediamo se c'è anche il senatore. Qui Parlamento. Allora, intanto benvenuto al senatore Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanza e Tesoro a Palazzo Madama. Bentornato Garavaglia, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Grazie a voi, è sempre un piacere, buongiorno. Dicevo, introducendo questa intervista, che mi sembra un po' di tornare indietro alla Lega delle origini, quella Lega che metteva in discussione il rapporto, il contratto sociale, il contratto, perché poi alla fine federalismo, sussidiarietà, financo la secessione partono da un principio: rimettere in discussione il rapporto, il contratto tra cittadino e Stato. Non a caso Garavaglia è da più anni leghista di me, lo sa ancora meglio di me, anche se è più giovane, però ancora lui ha cominciato prima, ha preso prima il vizio e sa che questo era proprio era il principio fondamentale, quello di rivedere il contratto. Quante volte Garavaglia nelle sezioni parlavamo, dicevamo gli italiani sono sudditi. Ecco, la rottamazione 5, ben lungi dall'essere un favore agli evasori fiscali, secondo me io sono di parte, non dovrei essere di parte, ma vedo con grande favore, perché rivedo quella Lega delle origini che voleva assolutamente rimettere in discussione questo, il rapporto tra noi cittadini e lo Stato, ed è un piacere vedere che quella Lega c'è ancora e c'è sempre. Prego. Ma ti dirò con piacere che è esattamente così, perché quello è il nostro DNA. La Lega nasce per ribadire un principio molto semplice. Il cittadino che lavora ha bisogno di essere tutelato.
nel confronto del Leviatano che può magari approfittarsene per altri motivi svariati. Ma sempre lì siamo. Tant'è che, confesso, a me non piace tantissimo il termine rottamazione, che tra l'altro venne coniato da Renzi nel 2016 quando fa la prima rottamazione, perché richiamava la rottamazione che lui ha fatto degli altri, diciamo così, più anziani di lui all'interno del PD. Ma il termine rottamazione può far pensare a un favore, diciamo così, rottamiamo una cosa per fare un favore a qualcuno. No, attenzione, qui la cosa è totalmente diversa. Esattamente nello spirito leghista di sempre, ieri, oggi e domani, aiutare chi lavora. Ebbene, che cosa succede? Io preferisco parlare di rateizzazione lunga, perché? Perché se uno ha dichiarato, non è riuscito a versare il dichiarato, perché nel frattempo c'è stata prima la crisi e poi la pandemia, un 1-2 pesantissimo, e quindi ha dichiarato non riesce a pagare per motivi di cassa, cerchiamo di aiutare. Questo è esattamente lo spirito che c'è dietro la proposta che stiamo portando avanti, che mi sembra assolutamente logica e condivisibile da tutti, e qui bisognerebbe una volta tanto mettere da parte le bandierine politiche e fare un ragionamento serio. Tant'è che nelle audizioni penso di chiamare 1 o 2 grossi debitori verso lo Stato, non so se mi spiego, cartelle da decine di milioni di euro, per capire come sono nate, come si possono risolvere e qual è il rovescio della medaglia se non le risolvi. Cioè l'azienda chiude e mandi a casa un sacco di dipendenti. Ecco, questo è lo spirito della proposta. E mi sembra, allora, entrando anche nel merito, si parla di un piano di rateizzazione fino a 120 rate di uguale importo, la prima scadenza il 31 luglio 2025, qualche indicazione quindi di quale sarà, diciamo, il percorso di questo nuovo tipo di rapporto tra Stato e cittadino e contribuente? Allora, innanzitutto stato dell'arte. Il provvedimento è incardinato al Senato in Commissione Finanze, il sottoscritto è il relatore, quindi lo seguo con la massima attenzione perché è di massima importanza. Prima facciamo una serie di audizioni, quindi cerchiamo di capire com'è la situazione, sentendo categorie, soggetti vari che si occupano della questione per avere un quadro nella faccenda. Dopodiché, al di là dei dettagli, poi se non sono 120, sono 100, 110, non muore nessuno. Il concetto è di arrivare a una rateizzazione lunga, evitando le distorsioni che mettono in difficoltà i vari tentativi che sono stati fatti finora. Faccio un esempio semplice per capirsi. La rottamazione 4, quella attualmente in vigore, e che abbiamo riaperto con un nostro emendamento al Senato un paio di settimane fa, ha un piccolo inghippo, grande inghippo. Ci sono delle rate molto forti all'inizio, ho capito, ma se tu sei in difficoltà di cassa e mi metti rate forti all'inizio, siamo punto a capo. In più, da pagarsi a novembre-dicembre, quando c'è l'anticipo di novembre, e quindi c'ho l'anticipo, c'ho le rate alte, sono in difficoltà di cassa e sono punto a capo. Ecco, il concetto di tante rate di uguale importo serve appunto per spalmare il dovuto in più anni, in più tempo, e quindi consentire di rientrare in maniera soft appunto da un problema di cassa. Questo è il principio cardine. Poi tutti gli altri sono elementi più o meno di dettaglio che possono essere più o meno sistemati, affinati, però il concetto base è questo: hai dichiarato, non ce la fai, ti do una mano, e questo aiuta te, aiuta i tuoi dipendenti e aiuta lo Stato, che altrimenti se fallisci, chiudi, quei soldi non li becchi più. Allora, volevo anche riprendere un altro tema prima di lasciarti i tuoi impegni, senatore. L'arma, per carità, le opposizioni fanno il loro mestiere, il governo amico degli evasori.
Ecco, era un dato già uscito anche l'anno scorso, adesso ripreso. Mai come quest'anno sono stati raccolti i soldi dall'evasione fiscale, un po' la famosa curva di Laffer, no? Meno si fa pagare le tasse, più tasse la gente paga. Cioè il principio, un altro principio che tu conosci meglio di me, è che deve diventare conveniente, non le tasse sono bellissime, ma deve diventare più conveniente pagarle che evaderle. E mi sembra che questa raccolta 33,4 miliardi, mai così tanti, 8 miliardi più del 2022, sia la testimonianza fisica, proprio tangibile, che questo principio funziona. Hai perfettamente ragione, ma ti dirò di più. Benissimo il recupero d'evasione, 33 miliardi, ok, peccato che il magazzino fiscale, cioè il non pagato da chi deve i soldi all'erario, è del doppio. Quindi abbiamo recuperato 33, abbiamo perso 70, il saldo è negativo. Quindi più che rendere bello pagare le tasse, io direi rendere possibile pagare le tasse. E questo è il concetto. Se l'erario rende impossibile versare le tasse, a questo punto succede quello che succede, cioè il magazzino, il non versato, aumenta di anno in anno con i governi di tutti i colori politici, e quindi banalmente è un meccanismo che non funziona. Poi a questo interno bisogna fare una grande distinzione che è fondamentale. Un conto è chi non riesce a pagare perché è in difficoltà di cassa, altro è chi se ne approfitta. C'è una rottamazione, pago la prima rata, poi non pago più niente, aspetto la prossima rottamazione. E no, lì bisogna anche essere seri, perché bisogna anche essere seri verso chi fa il proprio dovere costantemente. Quindi è un equilibrio sottile ma importante. Un conto è aiutare chi ha difficoltà di cassa, altro è fare un favore a chi se ne approfitta. Però diciamo che il nostro obiettivo è esattamente questo: andare incontro a chi è in difficoltà, premiare chi già lo fa, perché chi è puntuale deve anche essere premiato, ma il premio può arrivare solo dall'abbattimento delle imposte. Una cosa importante a livello macroeconomico, così parliamo di cose di cui dovremmo ragionare anche in maniera importante. Se da questa operazione si recuperano risorse importanti, e io sono convinto che questo sarà, è chiaro che ogni cosa buona ha un costo dal punto di vista delle regole del bilancio dello Stato, però alla fine entrano risorse, perché recuperi quello che altrimenti resta scritto sul ghiaccio e non versato. Questi devono ritornare immediatamente in circolo, perché una cosa da non fare è recuperare, la buttiamo lì, 10 miliardi e togli 10 miliardi dall'economia. No, assolutamente no. Se recuperi 10 li devi rimettere in capo all'economia, in particolare alle imprese che fanno lavoro. Questo secondo me è un altro aspetto da tenere in massima considerazione. Possiamo dire che, prima di chiudere, possiamo dire anche che intorno alle tasse c'è molta, come dire, demagogia e anche molta ideologia, perché per esempio una simulazione aveva dimostrato che raccogliere tutte le tasse, no, anche quelle minori eccetera, era tecnicamente impossibile, e che comunque, anche ammesso non concesso, venissero messi in funzione tutti gli uffici preposti, il costo sarebbe stato maggiore, il costo per il recupero, che il pagamento stesso. Io mi ricordo in gioventù ho fatto il magazziniere autoricambi e mi avevano insegnato la distinzione tra il magazzino vivo, dormiente e morto. Ecco, il magazzino morto è quello che tu non nel magazzino morto c'è quella merce che tu non venderai mai e che ti conviene liberartene perché rappresenta un costo. È un principio elementare di economia. Mi stupisce che in Italia, al di fuori della Lega, insomma, questo mi tocca dirlo, un po' di propaganda ma è la verità, al di fuori della Lega sembra che questo principio non esista, come se nessuno abbia avuto a che fare con una bolletta o comunque anche con un semplice negozio da gestire. Il negozio Italia è stato gestito in una maniera che non ha nulla a che vedere con i principi economici, visto anche poi il debito pubblico e tutto il resto, se non sbaglio. Assolutamente, no, hai perfettamente ragione, è esattamente così, però va fatto un grande discrimine fra quelle che sono le imposte, tasse e contributi che devono le partite IVA aziende, che hanno un certo tipo di trattamento,
c'è un dichiarato e un versato, da quelle che sono le imposte locali, la tassa rifiuti, le multe, l'IMU. Ok, lì non è che c'è un dichiarato non versato, quello che devi pagare è quello. Se io adesso sono in giro in macchina, prendo la multa, la pago. Non è che accumulo 10 multe e poi mi lamento perché c'ho da pagare 1.000 euro. È colpa mia che non ho pagato le multe. Va fatto un distinguo tra quello che è la parte produttiva e quello che sono i privati. I privati, se gli arriva la tassa rifiuti, fanno a favore di pagarla, punto. E c'è da ragionarci sopra. Tra l'altro, che ne so, l'AMA di Roma, nella non efficientissima Roma, consente, se sei in difficoltà, la spalmatura in più anni. Quindi ci sono già strumenti che vanno incontro. Va fatto questo distinguo, altrimenti si mescolano mele con pere e si rischia di fare un gran pasticcio. Sì, io avevo fatto una considerazione generale, poi è giusto fare questi distinguo, altrimenti perché comunque non pagare, evadere le tasse è sbagliato, sia chiaro, quello nessuno lo mette in discussione. Allora, io direi che possiamo concludere, lasciamo i suoi impegni il senatore Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro a Palazzo Madama. Grazie davvero, è stato un piacere risentirti e a risentirci presto. Sempre un piacere, buon lavoro, grazie. Bene, allora adesso vediamo se ci sono aggiornamenti da darvi. Allora, Roberto da Trento mi scrive: buongiorno, assieme alla rottamazione è prevista anche la definizione agevolata delle liti pendenti. Ci ricorda Roberto da Trento, che ringrazio. Bravo, il vostro ospite ha scoperto l'acqua calda e quando le multe aumentano del 500%. Aspetta, facciamo così. Ho deciso oggi, è inutile che io dia risposte mie che non c'entrano. Sapete, guarda, inquadra, ho deciso. Era un po' che ci avevo pensato, vedi se riesci a mettermelo in primo piano. Piano piano in primo piano. Eccolo qua. D'ora in poi vi faccio dare le risposte da Cioran, perché poi io prima non sono all'altezza, ma non è falsa modestia, anche poi in quelle tecniche ancora meno. Mentre in altre dove invece sono all'altezza non vedo perché dovrei farlo, visto che io e voi non ci conosciamo. Io sono dietro il microfono, ho un lavoro da fare, portare informazione, non commenti o risposte, non è quello il mio lavoro. Quello, casomai, è un aspetto che riservo alle persone che mi sono care o con le quali ho confidenza e che magari capiscono o che comunque se non capiscono possiamo confrontarci. Allora, voglio dare una risposta. La coscienza del nulla insieme all'amore della vita? Un Buddha da boulevard. Émile Cioran. Più di così. Allora, possiamo andare all'intermezzo. Questa volta ritorniamo con un Anni Svamp e poi andremo a chiudere con Segui la Lega.
Ecco, questo era... Mi ha giocato uno scherzo, Sveva, io l'avevo riservato, speravo di escluderla. Ma io ho parlato bla 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 bla, come lo fanno anche tra calciatori, parli. Beh, hai parlato, adesso prendi le tue responsabilità e hai mandato questa canzone di Danny Svamp, che secondo me, ecco, e resta comunque, non mi rimangio quello che ho detto, dimostra una certa affinità tra il compagno Togliatti e noi nell'anno della maggiore età, affinità e divergenze. No, quella è un'altra cosa, sono i CCCP, questo è Danny Svamp, e dicevo che le scelte del linguaggio, la scelta lessicale, la scelta anche dell'argomento dimostra secondo me una certa affinità culturale con la Francia. D'altronde Bertoldino e Cacassenno, che è dunque di Giulio Cesare Croce, è un personaggio creato non da un milanese ma da un padano, siamo dalle parti non di Reggio Emilia, Bologna, comunque sempre padano, e anche lì abbiamo argomenti ruspanti. Non che i meridionali non siano ruspanti anche loro, ma è diverso, hanno un modo chiaramente. Intanto il modo di esprimersi, i nostri dialetti sono diversi, dialetti, lingue. Parlate con i dialettologi seri e vi diranno che chiamarli dialetti, chiamarli lingue è indifferente. Chi ama la lingua, chi studia la lingua, chi approfondisce lo studio delle lingue, te lo dice chiaro e tondo, perché ci sono i distinguo, no, non puoi chiamarli dialetti perché no, quello è un distinguo politico che non mi interessa, il distinguo lessicale, quello vero e proprio, non esiste. Per chi studia dialetto, lingua, sono espressioni, sono forme di espressione verbale che vanno studiate, ne va ricercata anche l'origine filologica, eccetera. E dicevo, questa affinità, mi è venuto anche in mente questo, Sveva, c'è un importante, è considerato forse il più grande scrittore di sempre, però non si può diciamo dirlo, ci sono delle difficoltà, perché purtroppo aveva posizioni antisemite, ha avuto posizioni antisemite. Sto parlando di Louis Ferdinand Céline, tanto non è neanche il suo vero nome. Ecco, quando è stato tradotto in italiano, premessa, nel suo linguaggio, il linguaggio di Céline è molto particolare, usa per esempio una punteggiatura assolutamente non ortodossa, tant'è che quando gli editors, non si chiamavano così, comunque quando fecero la prima copia che lo fosse Il viaggio al termine della notte o era un altro romanzo, si imbufalì perché avevano cambiato le virgole. No, perché le virgole usate come le usa lui servono a dare un certo tipo di ritmo, di cadenza al narrato. E poi usa anche gergo, usa anche tante bestemmie, questo va detto, ci sono le bestemmie sono nella traduzione italiana. Tutto questo, comprese le bestemmie, si sono ispirate per scelta dei traduttori ai dialetti padani. Quindi andiamo, segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Segui la Lega. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare da su questo sito: firmare per sostenere le forze dell'ordine e anche naturalmente le proposte della Lega nel DDL sicurezza. E poi vi ricordiamo l'8 e il 9, avanti con la pace fiscale, ne abbiamo parlato prima con il senatore Garavaglia. Rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali per milioni di italiani in buona fede, avanti con la pace fiscale, l'8 e il 9 marzo vi aspettiamo ai Gazzè di tutta Italia, trova il più vicino a te, vai all'elenco. Poi
c'è il calendario delle feste e infine la possibilità di iscriversi. È facilissimo, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza almeno necessità che siate iscritti a PayPal. Il codice fiscale, gli altri atti richiesti vi verrà recapitato alla Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani io raccomando ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier, il lato di autocoscienza civica, il 2 per 1000 sono soldi dello Stato, noi però possiamo dirgli dove spenderli. Questo naturalmente è un redazionale della Lega e noi con gioia e cuor contento vi indichiamo il D43. Nel tuo 2 per 1000 scrivi D43 e non ti costa nulla. D43, D di Domodossola, 4 come la pizza, 4 stagioni che mangerete questa sera insieme ad amici e parenti, 3 il numero perfetto. E infine le apparizioni radiotelevisive di loro, gli eroi della Lega, vale a dire i politici. Tiziana Nisini, domani ora nel cuore della notte, perché vi parlo, ora Antelucana, 7 del mattino a 7 giorni Rai 1. Alle 7, sempre domani alle 10 invece agenda Sky TG24 con il sottosegretario Claudio Durigon, l'europarlamentare Susanna Ceccardi, sempre domani alle 10.05 Punto Europa Rai 3, sempre domani 10.15 però 10 minuti dopo con Paolo Formentini Super Partners Canale 5. E domenica 2 marzo, Radio 24, le ore 8.30 con il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, il responsabile economia Lega, 24 mattino, Radio 24, anche Riccardo Molinari, Radio 24, 8.30, 8.35, lunedì 24 mattino, Radio 24 con Alberto Bagnai. E ancora lunedì alle 11.43, il Rosso e il Nero, Rai Radio 1, con Paolo Borchia. E ancora martedì invece 17.15 Massimo Bitonci, rubrica economia, canale Sky TG24. Pausa.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Eccoci in diretta, parola di scrittore. Lo sapete, rubrica che si avvale della preziosa collaborazione di Patrizia Gallini di Ardash Comunicazione. Voglio anche ricordarvelo, Patrizia si mette a vostra disposizione, avete il libro nel cassetto, potete spedirglielo per via postale a via Andrea Verga numero 4, il CAP 20144 Milano, Ardash Comunicazione, scritto Ardech Comunicazione, oppure via email press2 press come si pronuncia, 2 di numero, @ardechcomunicazione, ardechcomunicazione.com. E oggi parliamo di Il movimento del volo, Vallecchi editore, 18 euro, 288 pagine, un libro che oggi è stato anche commentato dall'ANSA, lì con un lungo articolo. Vi leggo il titolo: Libere e consapevoli le donne di Antonella Sbuez. Antonella Sbuez l'abbiamo al telefono, le do il benvenuto, grazie per essere qui con noi Antonella. Grazie a voi per l'ascolto e per l'attenzione nei confronti di questo libro. Dunque, Antonella, io direi che possiamo anche darci del tu dopo la lunga chiacchierata, anche perché questo non è un interrogatorio, ma questo non è un interrogatorio, ma viene più spontaneo. Esatto, anche perché dobbiamo far conoscere il tuo libro. Allora, io ho pensato che, per quanto si legge nelle sinopsi, dopo averlo letto, ho pensato che si corre il rischio, è la storia di 4 donne che attraversano il XX secolo. Non vorrei che qualcuno dicesse mai è un libro per le donne, no, è una storia di 4 donne che attraversano la storia, ed è, dopo averlo letto, lo dico con piena coscienza delle mie facoltà, è un libro per chi ama leggere e per chi magari ama leggere anche pagine di quelle come si deve, perché devo dire che ci sono dei momenti di narrativa, secondo me, molto, molto, molto forte, molto ben riuscita. Ti faccio i complimenti, perché davvero direi una scrittura
non è facile trovare queste qualità, e poi ci sono le storie. Allora, io sono rimasto, mi ha impressionato quel momento in cui la protagonista, per salvare la neonata, usa le canne di bambù per aspirare il muco dal naso. Hai saputo descrivere un momento molto forte, con un unitore veramente di grandissimo livello. Poi ovviamente non solo quello, ce ne sono anche tanti altri. Partiamo anche da questo però, perché ha una particolarità. Sto parlando solo io, adesso ti do la parola. Questo libro era stato pubblicato per la prima volta nel 2007, aveva ricevuto premi importanti, anche il premio Biblioteche Roma. Adesso a 18 anni, non dico che lo hai riscritto, ma ci sono parti che sono state riscritte anche in base alla tua esperienza e al tuo vissuto personale. Quindi raccontaci di questo romanzo, perché nel 2007 sicuramente la storia di 4 donne aveva un certo tipo di impatto con il mondo complessivo. Oggi, nel 2025, sicuramente le cose sono cambiate. A te la parola, Antonella. Grazie molte. È vero, sono trascorsi, scherzando, io effettivamente ho scritto che questo romanzo quest'anno diventa maggiorenne e al tempo stesso rinasce, perché era appunto uscito con Frassinelli, aveva ricevuto, devo dire, una grande attenzione, oltre che l'affetto del pubblico, ma proprio da parte dal Corriere, alla Repubblica, Tutto Libri, insomma alla stampa un po' specializzata, e mi aveva anche regalato l'inizio, l'esordio di una meravigliosa avventura che da allora non si è mai conclusa, cioè l'invito a parlare di storie, di microstorie nelle scuole di tutta Italia. A partire, me lo ricordo ancora, la prima scuola è stata il liceo Vittoria Colonna di Roma. Da allora gli incontri con i ragazzi per parlare di questo e di altri libri, ne sto accompagnando 5, non soltanto non si è mai fermata, ma addirittura ha ampliato un po' come esperienza i propri orizzonti, perché ormai gli incontri a cui vengo invitata con adolescenti, con ragazzi che vanno in genere dalle scuole medie fino al liceo e talvolta all'università, si sono estesi anche ad Austria, Svizzera, Germania, Ungheria, Moldavia, quindi veramente un'avventura per me sorprendente, ancora ogni tanto mi stupisco e ti sono grata per quello che hai detto, ossia sì, questo è un romanzo che attraversa il Novecento, lo fa attraverso 4 microstorie, parola oggi forse un po' abusata, ma di cui allora non si sentiva ancora parlare così spesso, mentre per me è davvero Vangelo, nel senso che osservare la grande storia al di fuori delle stanze del potere, attraverso il vissuto personale di vite spesso marginalizzate, sommesse, messe appunto un po' all'angolo, mi sembra l'unica possibile modalità corretta, onesta, rispettosa di raccontare la storia collettiva. E quindi ecco che è nato il movimento del volo, che parte appunto dalla Grande Guerra, in realtà dalla vigilia di Caporetto, che poi nelle terre da cui scrivo, io ho vissuto anche altrove, ma ora vi parlo da Udine, insomma in questa zona, così come anche nel Trentino naturalmente, la profuganza dei civili è stato un dramma collettivo di proporzioni immani che ha lasciato davvero un'eredità potente nella memoria familiare si può dire, di ogni famiglia. Quindi il romanzo prende l'avvio da lì, da una profuganza di dimensioni veramente epiche, per le cifre qui non concordano, chi dice 600, 700 mila, chi dice 1 milione di persone, non sono poche per i tempi, e poi prosegue attraverso l'ascesa del fascismo, il delitto Matteotti, l'emanazione delle leggi razziali, che forse sarebbe anche giusto definire razziste, la seconda guerra mondiale, la resistenza e poi anche i momenti più cupi, se vogliamo, della lotta del terrorismo, degli anni di piombo, fino ad arrivare a lambire gli anni 2000 e i giorni nostri. Però, e poi giuro che qua mi taccio, ma queste mi parevano cose importanti da ricordare, però tutto questo è un passato che, e mi preme dirlo, non è funzionale a se stesso, cioè io non l'ho raccontato così perché rimanesse appunto confinato nel passato e per rievocarlo in maniera un po' arida, un po' sterile, per raccontare la memoria collettiva, ma è raccontato da una madre ad una figlia profondamente in crisi, una ragazza giovane che sta abdicando alla propria vita, alla propria esistenza, e a cui la madre, per scuoterla in un momento di grandissimo disagio esistenziale, racconta la storia delle donne familiari, dicendo che per arrivare fino a lei ci sono volute battaglie, passioni, dolori, vuoti, perdite, e quindi le fa capire a questa giovanissima donna che la sua vita non appartiene soltanto a lei, ma
ma deve in qualche modo assumersi la responsabilità anche nei confronti delle vite degli uomini e delle donne che l'hanno preceduta. Antonella, storia di donne, ma posso dire anche, non è una storia, non è una storia friulana, ma non è per caso che parte da Trecesimo, parte da te, perché posso dirlo con, diciamo, con una certa sicurezza, insomma, diciamo con un'approssimativa certezza. Credo che in nessun'altra regione d'Italia ci sia questa produzione letteraria, questa ricerca a livello narrativo letterario, forse anche a livello personale, del passato, delle origini, e la necessità di riraccontarlo. Perché il popolo che ha forse i più grandi narratori d'Italia e del mondo è il popolo siciliano, ma qualsiasi libro, anche quello del passato, questa è la mia interpretazione, adesso sono un po' presuntuoso, non vorrei però essere anche arrogante, io credo che il siciliano, anche da Sciascia, tutti i fantasmi sono grandiosi, raccontano il presente. Invece quando io leggo, ho letto il tuo, poi c'è un altro libro, un altro e altri ancora, c'è proprio il senso del tempo che è passato, cioè proprio lo si vede in modo quasi materico, il tempo, la storia che hanno attraversato, ma anche quello forse più lontano in certi momenti, che hanno attraversato, io dico, la mia metà friulana dice la nostra terra, perché poi c'è la mia metà veneta che è un'altra cosa, no? Lo dico sempre. Sarebbe stato sorprendente se un libro così fosse arrivato da un'altra terra, secondo me, posso permettermi di dirlo. No, non solo puoi permettertelo, Pierluigi, ma secondo me è una cosa molto, molto bella quella che hai notato. Fino a poco tempo fa non ho dati aggiornati, potrebbe essere che avvenga anche adesso. So che questa era la regione in cui si produceva il maggior numero di pubblicazioni di carattere storico, e non è naturalmente un caso. Io davvero credo che pochissime altre terre, penso effettivamente soprattutto all'Alto Adige, Trentino Alto Adige, ma pochissime altre terre abbiano pagato un prezzo così elevato alla loro identità di confine. Non dimentichiamoci che questa è una regione in cui la prima guerra si è combattuta purtroppo letteralmente in casa, quindi la profuganza della parte anche isontina, naturalmente della regione, la Venezia Giulia, intere parti delle popolazioni evacuate ben prima che arrivasse naturalmente Caporetto, così come è capitato ovviamente per alcune zone delle vallate trentine, quindi persone che sono state costrette ad andare altrove, ad abbandonare tutto ciò che possedevano per poi ritrovarlo letteralmente devastato. Un'economia devastata alla fine della Grande Guerra, un numero di orfani impressionante, e poi arrivano anni ovviamente di grandissima crisi, e la Seconda Guerra Mondiale di nuovo vede questa regione letteralmente martoriata, perché avrebbe dovuto diventare parte integrante del Terzo Reich, quindi un Gauleiter, Rainer, la pronuncia in effetti è Rainer, che doveva effettivamente rispondere direttamente ad Hitler, quindi un'occupazione diretta da parte appunto dei nazisti, una parte della regione promessa ai cosacchi, quindi occupazione doppia per non dire tripla, quindi intere parti sottoposte a occupazione straniera e ovviamente sottratte invece alla giurisdizione e all'amministrazione italiana. Tanto per parlare di microstorie, per esempio, io ricordo mia suocera, che era del 26, che studiava da maestra negli anni della guerra, e lei ricordava, e me l'ha raccontato, è un aneddoto, però secondo me gli aneddoti rievocano atmosfere ben precise. Lei, come le altre future maestre, erano costrette nel pomeriggio a frequentare dei corsi di tedesco gestiti da ufficiali tedeschi, perché ovviamente quella avrebbe dovuto diventare entro breve, secondo i progetti appunto annessionistici di Hitler, quella avrebbe dovuto diventare terra direttamente annessa appunto al Reich. Quindi le maestre dovevano essere in grado assolutamente, per non di parlare tedesco e di insegnarlo, per non parlare della risiera di San Sabba, per non parlare, poi insomma ci si è messo il terremoto, quindi diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla, e purtroppo l'economia di questa regione ha pagato prezzi, l'economia oltre che l'umanità, oltre che la popolazione, ha pagato sempre con prezzi altissimi, pur secondo me obiettivamente comportandosi e reagendo con estrema dignità, con grande consapevolezza, con il desiderio di farcela, di risollevarsi, di non piangersi addosso, di non sfiorare mai il rischio del vittimismo e di rialzarsi in qualche modo da tutte le batoste che continuavano ad arrivare.
la nostra chiacchierata mi ricordo che tu mi hai avanzato una proposta lessicale per definire il friulano resilienza, no? Abbiamo parlato di resilienza e forse io ho usato il termine rassegnazione, resilienza che lo renda ancora meglio. E rassegnazione è un po' drammatico, volevo essere un po' drammatico, ma resilienza è il più adatto. Resilienza ma anche forza. E adesso volevo spostarmi per far capire, insomma, per trasmettere anche agli ascoltatori che tipo di libro avranno in mano quando inizieranno a leggerlo, lo stile narrativo. Adesso non posso impancarmi a critico letterario, però un po' di esperienza come lettore, se non altro, ce l'ho, e comunque l'avevo impugnata anch'io la penna a suo tempo. Si capisce che hai scritto molti romanzi perché il tuo stile, la prima cosa che mi verrebbe da dire, si connota per la sicurezza, per la chiarezza. È uno stile sicuro e chiaro, e che quindi ti permette di attraversare i momenti, di attraversare le scene, di passare da quelli che possono essere più dialoghi prospettivi a quelli invece più descrittivi, ed è uno stile che secondo me attira molto, prende molto il lettore, quindi complimenti ancora. Come arrivi a questo stile? Cioè, tu quando sei partita e sei già partita, ti confesso Antonella, è il primo romanzo tuo che leggo, quindi perdonami, sono un ignorante, ma tu sei partita subito? Sei partita subito così o è uno stile che hai maturato? Ti sei comunque, mi parlavi anche di uno scrittore molto importante di un po' di anni fa, ti sei, diciamo, ispirata? Parlaci un po', insomma, della scrittrice Antonella Sbuez, come arriva a questo il movimento del volo. Grazie. Guarda, la verità è che io sono stata onnivora nei confronti della lettura fin dai miei 8 anni e dai miei 8 anni, per motivi abbastanza complessi e lunghi da raccontare, ho incominciato anche a scrivere. Quindi poesie che mi accompagnano ancora, i primi racconti, il primo tentativo per fortuna rimasto esiliato in fondo ad un cassetto, ma di romanzo già ai 14 anni, e poi le prime pubblicazioni a partire dai 20, poco più dei 20, per arrivare appunto purtroppo scrivendo da una zona relativamente marginale è stato più difficile allora uscire, ma ho scritto, direi che se io penso alla mia identità la penso come innervata proprio per prima cosa dalla passione per la scrittura, che mi ha accompagnato sempre e che è stata vitalissima anche nei momenti di difficoltà che poi ognuno di noi ovviamente si ritrova in qualche modo ad affrontare prima o poi. Quindi sono convinta che l'apparente semplicità debba essere un punto di arrivo. Il fatto io alterno molto romanzi storici e romanzi per ragazzi, però come accennavo prima mi ritrovo appunto ad avere incontri continui con i ragazzi e trovo che fondamentale sia per il lettore adulto che per il lettore più giovane il ritmo che deve essere coinvolgente, e la caratterizzazione dei personaggi che ovviamente devono in qualche modo permettere delle identificazioni forti. Per cui la prima ad essere fortemente coinvolta dal punto di vista emotivo e affettivo sono sempre io con i miei personaggi. Ci sono stati dei romanzi che io ho iniziato e che ho lasciato quasi a metà perché capivo che quei personaggi non mi prendevano abbastanza, non ero abbastanza innamorata di loro o arrabbiata con loro per renderli con incisività e con quella potenza che invece devono arrivare fino ai lettori. E questo, devo dire, è uno dei romanzi che io ho sentito con maggior forza, forse proprio perché effettivamente la parte iniziale affonda nella mia memoria familiare, quindi la profuga che parte da con l'ultimo treno in partenza da Udine in quel famigerato 27 ottobre del 1917, effettivamente per me è una bisnonna materna che partiva davvero contro i bimbi e con un quarto in arrivo perché la sua gravidanza era già ad una fase molto avanzata. 3 giorni e 3 notti per arrivare a destinazione e poi il parto. Io parto da lì e parto in contemporanea, però in un'altra collocazione spaziale e nella stessa però coordinata temporale, ossia ci spostiamo sulle retrovie delle trincee carsiche, dove un giovane capitano, Dante Ancona, sta tentando invece di salvare 3 dei suoi uomini da una sommaria fucilazione.
E mentre la moglie sta dando alla luce il loro primo bimbo, il loro primo figlio, che purtroppo nascerà morto. Da quel momento la vita di queste famiglie, quindi la famiglia di Rachele, la giovane madre che mette al mondo un bimbo purtroppo destinato a non sopravvivere, e la profuga che ha partorito su quel treno, perché nel mio romanzo io la faccio partorire in una situazione drammatica, come è avvenuto, perché poi purtroppo leggendo, documentandomi moltissimo anche attraverso diari scritti molte volte dai parroci dei paesi che non abbandonarono le loro popolazioni, a differenza alle volte invece degli altri, qui entreremo, di altre parti, insomma, delle autorità, vuoi laiche, vuoi non. I parroci rimasero estremamente vicini alla loro gente, e quindi casi di questo tipo si verificarono ovviamente. Quindi in quel momento prenderà avvio la prima parte del romanzo, che poi appunto si svilupperà attraverso le storie di 4 donne. E mi è piaciuta molto, me ne sono accorta poco prima di cominciare la trasmissione, che anche oggi è uscita una bellissima nuova recensione su Trentino, su un giornale trentino Libero mi pare, e che ha concluso con una frase che ho trovato molto bella e che dice, vediamo se la trovo, perché ecco, con un tessuto narrativo che intreccia la grande storia con le lotte individuali delle sue protagoniste, Sbuoz ci ricorda l'importanza di ogni singola voce nella costruzione del nostro mondo. È un promemoria potente e necessario. La storia è scritta non solo nei palazzi del potere, ma anche nei silenzi tra le pieghe della vita quotidiana. Ecco, il senso di questo romanzo per me stava qui, e ovviamente per dare vita a questo affresco che è saga, che è romanzo storico, che è microstoria, mi sono avvalsa anche di molti documenti storici. Qui per esempio compaiono molti stralci tratti dal Corriere della Sera, che per esempio riepilogano il delitto Matteo, e naturalmente mi sono documentata davvero e li ho estrapolati e riportati in maniera il meno possibile pesante, quindi naturalmente intervallando la narrazione. Però troviamo appunto l'articolo relativo al delitto Matteotti del 15 giugno, quindi l'ultimo prima che l'ondata di indignazione che attraversa l'Italia si plachi nel momento in cui Mussolini assume quella che lui definisce la responsabilità morale di quel delitto. Ci sono stralci relativi al bombardamento di Guernica, oppure alla proclamazione dell'impero il 9 maggio del 39, quindi tutta una serie di momenti, di passaggi storici del 36, chiedo scusa, momenti storici molto importanti che attraversano ovviamente la nostra memoria collettiva. Devo chiudere, siamo arrivati alle conclusioni. Allora, purtroppo chiude la trasmissione, quindi io ve lo ricordo ancora: Il Movimento del Volo, Vallecchia Editore, 18 euro, 288 pagine. Antonella Sbuoz l'abbiamo avuta al telefono. Domanda proprio finale: c'è il prossimo libro nel cassetto? Ci risentiremo tra non molto, Antonella? Non posso restare senza scrivere, è un vizio recidivo per me, quindi sì, certo che sì, e ben volentieri. E tu sai che Radio Libertà è a tua disposizione. Grazie di tutto, grazie ad Antonella Sbuoz. Grazie per il dialogo e l'ascolto, buona giornata. Grazie anche a Patrizia Gallini, grazie naturalmente a Sveva, magnificamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato